Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, previsti temporali forti fino a domattina, già i primi danni per il forte vento e la pioggia battente, alberi caduti, grandinate e blackout. Si era fatto spedire dall'Olanda la cosiddetta droga dello stupro, sostanza che stordisce le vittime e le espone a violenze sessuali. Arrestato dalla polizia un 42enne residente in provincia di Udine. Si diffondono i contagi tra i giovani, focolaio in un campo estivo a Lignano. I pediatri rassicurano sui vaccini ai minori, li consigliano anche agli over 12. Le conseguenze del Covid possono essere pesanti anche per i ragazzini. C'è anche lo zampino di un'azienda friulana, dietro la vita degli azzurri a Wembley. La interna di Tavagnaco firma gli arredi dell'albergo di lusso dove la nazionale ha soggiornato alla vigilia del match. Fissate le prime 2 amichevoli della stagione per Udinese sabato prossimo a Manzano a porte chiuse contro l'NK Biglie, sabato 31 luglio alle 18 contro il Lanu. Doi è pronto a unirsi al gruppo. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale. Una nuova allerta meteo è stata diramata questo pomeriggio dalla sala operativa della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Prevede temporali forti fino alle 6 di domattina. I vigili del fuoco di Codroipo e di Udine stanno già intervenendo nella zona di Rivignano Teor per alberi e rami caduti sulle case e anche sulla viabilità a causa del forte vento e della pioggia battente. La zona più colpita dall'ondata di maltempo è quella compresa tra Varmo, Codroipo e Bertiolo e le località di Campolle, Sella e Aris. A Rivignano 2 tetti di case sono crollati nella zona sud di Codroipo, poi un blackout ha interessato diverse abitazioni. È stato causato dalla caduta di un fulmine che ha colpito un traliccio dell'alta tensione provocando un incendio dello stesso palo. E il maltempo in regione è colpa di un nucleo depressionario in arrivo dall'Inghilterra che nei prossimi giorni porterà ancora rovesci e temporali alternati a schiarite. Sentiamo il nostro previsore Antonino Renda. Il peggioramento del tempo che abbiamo visto nelle ultime ore è dovuto all'arrivo di questo nucleo depressionario che arriva dall'Inghilterra, quindi di origine atlantica, che ha portato dell'aria più fresca e anche queste piogge e questi temporali di breve durata, ma localmente anche di forte intensità. Sono stati fenomeni accompagnati da raffiche di vento e da qualche grandinata. Cosa accadrà nelle prossime ore? Nelle prossime ore insisterà questo tipo di configurazione con l'arrivo di altri rovesci e temporali, anche se saranno intervallati anche da fasi senza precipitazioni e anche con qualche schiarita. Tutto ciò porterà anche una giornata di mercoledì piuttosto instabile, il che significa che avremo sia delle fasi senza precipitazioni che altre con meno sole e più temporali, quindi anche la formazione domani di locali piogge e temporali in qualche caso anche di forte intensità. Si era fatto spedire dall'Olanda 2 flaconi contenenti la cosiddetta droga dello stupro, una sostanza stupefacente che stordisce le vittime e le espone alle violenze sessuali. L'uomo, un 42enne residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla polizia. Un uomo di 42 anni residente in provincia di Udine è stato arrestato dal personale della squadra mobile della questura del capoluogo friulano perché trovato in possesso di un flacone della capacità di 1 litro contenente la cosiddetta droga dello stupro proveniente dall'Olanda. Le manete sono scattate lo scorso 9 luglio dopo che gli investigatori guidati dal vicequestore Massimiliano Ortolana si sono insospettiti dopo aver appreso dell'arrivo di un plico dall'estero diretto all'indirizzo dell'uomo già noto per altri reati. Si tratta tecnicamente di un solvente industriale vietato in Italia come in molti altri paesi. Può essere assimilato all'ecstasy liquida. L'indagine ha portato a sequestrare anche un flacone di dimensioni minori dove era contenuto un liquido simile e alcuni grammi di marijuana oltre a un bilancino di precisione. L'uomo è finito in carcere. Il GIP ha convalidato l'arresto disponendone poi la scarcerazione. In questo momento il 42enne si trova agli arresti domiciliari.
La droga dello stupro si chiama così perché elimina i freni inibitori delle vittime fino a farle arrivare allo stordimento, favorendo quindi una vera e propria violenza sessuale. In odore, in sapore, può essere mescolato con poche gocce in un normale drink, non viene percepito da chi lo ingerisce e la sostanza rischia così di rendere la persona facile preda dei malintenzionati. Un friulano di 22 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione di Udine, colto da un malore fatale, probabilmente un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili purtroppo i soccorsi che sono stati prestati dal personale medico, tenuto il nulla osta dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine. La salma è stata composta nella camera mortuaria. Sul posto i carabinieri. Apriamo la pagina Covid parlando di campagna vaccinale con la Regione che prosegue nella campagna informativa per quella fascia di popolazione che pur avendone diritto non ha ancora effettuato la profilassi vaccinale e il vicepresidente della Regione Riccardi conferma che sono partite le lettere per il personale sanitario. Al momento il numero di persone non vaccinate è stato dimezzato. Una riflessione sulla stretta del governo francese che apre scenari a livello europeo nella gestione della pandemia e di quella fetta di popolazione che anche in Friuli Venezia Giulia non vuole vaccinarsi. È chiaro che nel momento in cui cominciamo e continuiamo ad avere una quota importante di persone che non si vaccinano, non ci consentono di arrivare a quella quota che abbiamo definito come soglia di immunità di gregge, è chiaro che alcune regole diverse forse potrebbero essere la soluzione che consentono di mettere in protezione le persone che però alla fine hanno scelto di vaccinarsi. È una questione molto delicata. Io non voglio far parte di una categoria o dell'altra categoria, credo che però alcune misure che tengano conto della responsabilità delle persone vadano assunte. Partirà poi la campagna informativa per chi ha magari dubbi che vengono definiti anche legittimi. Stiamo scrivendo a tutte le persone che hanno superato i 60 anni e che non si sono vaccinate, non dicendogli dovete vaccinarsi, ma andate dal proprio medico di fiducia, che significa il medico di medicina generale o lo specialista che vi segue per alcune cose, parlate di queste cose. Sul fronte del personale sanitario, il numero dei soggetti che non aveva effettuato il vaccino è stato dimezzato nelle ultime settimane, passando da 5.000 a 2.500. Le aziende sanitarie, i titolari dei dati che sono i direttori generali delle aziende sanitarie stanno inviando queste lettere e tutti speriamo che queste lettere siano lette con attenzione e che si possa fare quell'ulteriore approfondimento di quella categoria che non è Novax ma ha delle ragioni rispetto a tutto quello che è accaduto nel corso di questi mesi. E sono 15 intanto oggi i nuovi casi di Covid che sono stati rilevati in regione a fronte di 5.384 tra tamponi molecolari e test rapidi antigenici realizzati. Non si sono registrati decessi, una persona è ricoverata in terapia intensiva, sono 4 i pazienti in altri reparti, 224 le persone in isolamento. E un ragazzo minorenne che ha preso parte a un campo estivo a Lignano è risultato positivo al Covid una volta rientrato a casa in Liguria. Il tracciamento ha portato a individuare 145 persone, di queste 7 sono state poste in isolamento perché hanno avuto contatti più stretti con il contagiato. Per tutti era previsto un tampone. Saranno eseguiti nella giornata di oggi test Covid a 145 persone, tra i ragazzi partecipanti a un centro estivo e gli operatori entrati in contatto con un ragazzo risultato positivo al virus venerdì scorso dopo aver preso parte a un campus organizzato nel complesso del Bella Italia EFA Village a Lignano Sabbiadoro. Il giovane ha eseguito il test nella sua città di residenza in Liguria. È stato avviato subito il tracciamento, informata di conseguenza nella nostra regione l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Sanitari e dirigenti hanno eseguito anche un sopralluogo nell'area del campo estivo. 7 minorenni sono stati posti in quarantena perché hanno avuto contatti diretti con il compagno contagiato. Parte di questi under 18 si trova ancora nella struttura di Lignano. Un primo tampone a tutte le 145 persone coinvolte è stato già fatto sempre domenica. Nessuno è risultato positivo, ma come da protocollo è necessario ripetere il test. Tutti i ragazzi provengono da Liguria e Puglia e con ogni probabilità otterranno l'autorizzazione dall'azienda sanitaria di riferimento per trascorrere la quarantena nelle proprie residenze.
E l'esito dei tamponi che sono stati svolti nella giornata di oggi si conoscerà solamente in tarda serata. Sono state fissate altre 2 giornate per eseguire ulteriori esami, sempre con test rapidi. A fronte di un diffondersi di contagi tra i più giovani, oltre a osservare le basilari norme di comportamento, la vaccinazione è consigliata anche per gli over 12. Il segretario della Federazione dei Medici Pediatri, Paolo Lubrano, segretario per il Friuli Venezia Giulia, rassicura sulle possibili controindicazioni del vaccino e mette in guardia sulle conseguenze invece che il Covid-19 può avere anche sui più giovani. Il numero di persone contagiate dal coronavirus sta crescendo in tutta Italia, in modo particolare fra i giovani, creando apprensione tra i genitori dei ragazzi che si apprestano a frequentare i campi estivi. Ma il segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Lubrano, li rassicura. L'importante è osservare le norme comportamentali di base. Da quando è stata aperta la possibilità di vaccinare i ragazzi sopra i 12 anni, diversi genitori si sono rivolti ai medici di riferimento per avere consigli sul da farsi. Il consiglio che io do è sicuramente non aver timore del vaccino rispetto alla malattia. Il vaccino è estremamente più sicuro della malattia. 2, rispettare e comunque parlare con i ragazzini chiedendogli cosa vogliono fare, sapendo che vaccinarsi per loro significherà comunque avere qualche libertà in più rispetto a quella che avranno i non vaccinati. Infine la vaccinazione va vista non per proteggere gli adulti che non si vaccinano, assolutamente no, è un problema dell'adulto che non si vaccina di prendersi le sue responsabilità, però sappiamo che meno persone si contageranno, meno rischi ci sono di sviluppare nuove varianti che potrebbero essere ancora più pericolose per tutti. Ai ragazzi viene somministrato il vaccino Pfizer, che è stato già testato su milioni di persone. Sappiamo che gli effetti collaterali sono effettivamente molto blandi e gli effetti collaterali importanti sono veramente rari e a risoluzione totale, nel senso che i pochi effetti che ci sono stati importanti si sono tutti risolti. Se andiamo a valutare il rischio della malattia Covid, pur essendo nei ragazzini decisamente più bassa rispetto a quello che vediamo nell'adulto, però non è un rischio zero. Sono segnalate casi di patologie cardiache a lungo termine, sono segnalati problematiche renali, quindi insomma non è una malattia per cui possiamo dire che il bambino è esente da rischi. All'ospedale Burlo di Trieste la lettura del DNA ha permesso di intervenire per salvare una bambina. Un mix tra intelligenza artificiale e capacità di lettura dei dati tramite software. Grazie alle nuove tecnologie all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste è stato possibile capire e individuare una malattia metabolica in una bambina nata da pochissima. Grazie al software EVAI, creato dalla startup Engenome, il laboratorio di genetica medica dell'ospedale infantile ha identificato 2 varianti genetiche, interpretandola come causa di un deficit nell'ossidazione degli acidi grassi. Una delle 2 varianti, spiega la dottoressa Giorgia Girotto del team multidisciplinare, non era mai stata descritta in precedenti pubblicazioni scientifiche e la sua corretta identificazione ha consentito la rapida ed accurata diagnosi della malattia della paziente, permettendo di intervenire tempestivamente sulla terapia. Alla luce di questo risultato è stato quindi possibile modulare la dieta della neonata utilizzando un latte specifico privo di acidi grassi a catena molto lunga, evitando così danni legati all'accumulo di acidi grassi parzialmente metabolizzati in tessuti come il cuore, il fegato e i muscoli. La piattaforma EVAI, spiega Ettore Rizzo, tra i fondatori della startup, è in grado di interpretare le varianti geniche di un paziente utilizzando un approccio innovativo che combina metodi di intelligenza artificiale, linea guida internazionale, le basi di conoscenza curata da Engenome e le basi di conoscenza degli esperti genetisti che lo utilizzano. Lo strumento è fondamentale nella ricerca delle malattie rare, vera sfida per il sistema sanitario. All'ospedale di San Vito al Tagliamento è stata inaugurata la nuova area dedicata alla riabilitazione. L'area della riabilitazione dell'ospedale di San Vito al Tagliamento è stata completamente rinnovata. I lavori sono terminati a maggio nel rispetto del cronoprogramma e hanno visto la realizzazione di 6 box, un'area palestre divisibile in 2, sala d'attesa e 3 ambulatori che garantiranno un'elevata qualità del servizio di riabilitazione. Noi operiamo per un'attività con esterni
nel Sanvitese, quindi nella struttura nuova qui, anche in quella precedente, lavoriamo con 15-20 mila trattamenti, che vogliono dire trattamenti per esterni, terapie fisiche e rieducazione funzionale. Poi c'è l'attività per interni nei reparti per acuti con le visite e le consulenze, e poi l'intervento del terapista. Sono circa 1200 consulenze l'anno e 5000 trattamenti all'interno dei reparti per acuti, ortopedia, medicina, terapia intensiva, chirurgia e pediatria. Oggi il taglio del nastro alla presenza del vicegovernatore Riccardo Riccardi e del sindaco Antonio Di Bisceglie. La riabilitazione è parte del percorso di cura, va attrezzata con le strutture adeguate e va ovviamente percorsa con i professionisti in grado di fare questo lavoro. E nel prossimo futuro sono in programma altri lavori a San Vito. Nel mese di settembre attiveremo anche tutta la nuova hall, tutta la nuova accoglienza, il nuovo CUP, il nuovo centro referti per quanto riguarda proprio l'ingresso del nuovo ospedale. Ci sono poi altri lavori che riguardano l'antincendio e l'antisismica, che sono meno percepiti dagli utenti ma altrettanto importanti, che stiamo portando avanti. E restiamo a San Vito al Tagliamento, dove il centro-sinistra ha scelto la nuova candidata a sindaco dopo la rinuncia di Federica Fagolin. Sarà Susi Centis a guidare la coalizione San Vito Cresce. Sarà Susi Centis, assessore alle politiche sociali, amministrazione di sostegno, diritti dei consumatori e politiche dell'immigrazione, la candidata a sindaco per il centro-sinistra a San Vito al Tagliamento, dopo la rinuncia di Federica Fogolin, attuale vice sindaco, costretta a mollare in corsa per motivi familiari. La ricerca è proseguita nel solco della continuità e al femminile, e così toccherà a Centis guidare la coalizione San Vito Cresce, che raggruppa il Partito Democratico e le liste Bene Comune, Sinistra per San Vito e Progetto Insieme San Vito. Centis, 59 anni, esponente del PD, lavora come ostetrica all'ospedale di San Vito e già da tempo impegnata nell'attività amministrativa della città. A lei il compito di raccogliere l'eredità del sindaco Antonio Di Bisceglie, arrivato alla fine del secondo mandato in una città che da anni è una roccaforte della sinistra. Alle elezioni d'autunno Centis dovrà vedersela con Valerio Delle Fratte, candidato per il centrodestra, e Alberto Bernava, esponente di punta dei cittadini per San Vito. L'appuntamento elettorale sarà fissato con ogni probabilità ad ottobre, ma manca ancora una data ufficiale. Superando i 15.000 abitanti, a San Vito è previsto l'eventuale turno di ballottaggio. Ieri sera a Muggia 2 cani meticci hanno accerchiato e azzarnato un bulldog, causandogli ferite e lacerazioni. I 2 cani, privi di museruola protettiva e di guinzaglio di sicurezza, hanno assalito il cane di razza di una jesina di 27 anni a passeggio per il paese. Dopo gli accertamenti, la proprietaria dei 2 meticci è stata sanzionata dal personale del reparto prevenzione crimine di Padova per omessa custodia e malgoverno di animali. Una novantenne di Trieste è stata raggirata da una finta ispettrice e derubata di 7.000 euro in contanti che custodiva nel cassetto del comodino della sua camera. La malvivente si è presentata alla porta dicendo che era necessario installare una calamita nel punto in cui la donna custodiva i suoi averi, proprio per evitare di rimanere vittima dei ladri. Resasi conto di essere stata raggirata, la pensionata ha poi chiamato il 112, ma era ormai troppo tardi. Ieri sera celebrazioni dedicate alle solennità dei Santi Ermacora e Fortunato ad Aquileia, patroni della regione. C'era anche il presidente del Consiglio regionale Zanin, che ha parlato di una grande divisione tra politica e fede. Sua Beatitudine, l'appuntamento di oggi ad Aquileia ha un significato molto profondo, molto particolare, lo si vede anche dalle presenze delle persone. Sì, è molto confortante vedere questo interesse verso la Terra Santa, verso la città di Gerusalemme. Aquileia e Gerusalemme sono 2 città che si parlano, 2 città patriarcali con una storia importante. Aquileia è stata la porta attraverso la quale poi il cristianesimo è entrato in Europa. E mi piace dunque vedere questo collegamento, che spero solo sia oggi l'inizio di un lungo rapporto che possa portare frutto ad entrambi. Molto profondo, che è andato alle radici del conflitto che c'è oggi a Gerusalemme tra le 3 grandi religioni monoteiste, e che il patriarca ha fatto risalire proprio a questa grande adesione in quei paesi tra politica e fede, che molte volte rischia di diventare integralismo e quindi scontro. E dalla nostra parte invece c'è una grande divisione tra la politica e la fede. Molte volte la politica ha perso
le ragioni della fede e seguire quali sono le ragioni della fede. E credo che proprio nell'anniversario dei santi patroni del Friuli Venezia Giulia, Ermacora e Fortunato, dovremo invece ripercorrere quei valori umani, perché la religione non è solo fede in Dio o procedure o liturgie, è anche in qualche modo riscoprire e rifarsi ai valori umani, i valori della dignità della vita, la pace, il rispetto del prossimo. Ecco, e forse in queste zone, in questi territori, in questa Italia, ma anche nella nostra regione, recuperare una maggiore sintonia con questi valori umani sarebbe, credo, ecco, un servizio non solo alla politica ma all'intera comunità regionale. Torniamo al trionfo dell'Italia agli europei di calcio. La serata di domenica a Wembley è stata magica anche per un'altra ragione. Bruno Pizzul, per anni amato telecronista degli impegni della nazionale, ha potuto finalmente pronunciare la parola campioni. Lo ha fatto a Cormons, emozionando le quasi 700 persone che hanno partecipato alla cena in rosa, assistendo alla partita al termine della giornata che ha visto completarsi il Giro d'Italia a donne proprio appunto nella città di Bruno Pizzul. Io non sono portato a fare le celebrazioni enfatiche, però in questo caso davvero è il momento di urlare: siamo campioni d'Europa! Anche se mi consentite, ruberò le parole a un collega inglese che quando l'Inghilterra vinse l'unica cosa che ha vinto, cioè il campionato del mondo, e resta ancora l'unica cosa, lui ebbe delle espressioni però che mi colpirono molto. Disse: questi ragazzi noi aspettavamo che giocassero bene, che rendessero l'onore alla nostra nazione, che conquistassero la vittoria nel campionato del mondo, e chiuse con un icastico dei did. Lo hanno fatto e per noi l'hanno fatto i nostri ragazzi. Bravo Bruno! Bravo Bruno! No, Bruno! 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 E a firmare gli arredi dell'albergo di lusso dove ha soggiornato la nazionale inglese prima della finale contro l'Italia è stata un'azienda friulana. Si tratta della Interna di Tavagnacco. Galeotta fu la camera d'albergo arredata dai friulani. Gli inglesi hanno imparato un'altra grande lezione, questa volta di scaramanzia: mai dormire in hotel di lusso fatti da italiani la sera prima di sfidarli. Così il general manager in Inghilterra della Interna, azienda friulana specializzata nella creazione di arredi esclusivi di fascia alta per il mondo del contract e dell'ospitalità, ha commentato con i colleghi il fatto che la nazionale inglese, battuta nel finale degli europei dagli azzurri, la sera della vigilia del match ha soggiornato in un albergo, The Grove Golf Club, nelle campagne alla periferia di Londra, il cui arredo interno è stato interamente curato, chiavi in mano, da Interna UK, società del gruppo guidata da un giovanissimo general manager originario di Colugna e da 3 collaboratori, pure loro nati e cresciuti nel comune di Tavagnacco, sede dell'azienda. Età media del gruppo 30 anni. Anche Interna, ha scritto il general manager in una email spedita a tutti i colleghi del gruppo, ha dato il suo contributo alla vittoria della Coppa. Quello in questione, spiega Derna Del Stabile, direttore di Interna, è un albergo bellissimo, arredato lussuosamente con mobili e imbottiti esclusivi creati sartorialmente, orgoglio della più sofisticata tradizione manifatturiera italiana. The Grove è uno dei più prestigiosi golf resort del Regno Unito. Ha riaperto i battenti un paio di mesi fa dopo il lungo lockdown e in seguito ad una integrale ristrutturazione protrattasi per 2 anni. Interna ha curato il nuovo look della struttura, di cui si era già occupata nel 2003. Si tratta di uno degli oltre 600 lavori realizzati dall'azienda di Tavagnacco nel mondo. Un lavoro decisamente ben fatto, anche in chiave calcistica. La nazionale inglese deve essersi trovata così a proprio agio da rilassarsi più del dovuto, pagando poi il conto non solo in albergo, ma anche in campo.
Pasian di Prato ambisce ad avere la struttura sportiva più moderna della regione. In questi giorni sono stati avviati i lavori di ampliamento del polisportivo dedicato in particolare al rugby e al calcio. La voglia di ripartire dopo il Covid induce il comune di Pasian di Prato a ristrutturare e ampliare le strutture sportive, aiutato dalla possibilità di investire centinaia di migliaia di euro grazie a un'oculata gestione del bilancio che perdura da diversi anni. Questo è un polisportivo, quindi sicuramente il rugby è un po' una tipicità ed è anche l'elemento di attrazione non soltanto per la comunità di Pasian di Prato ma per Udine e per tutto l'Interland, e questo devo dire che è un elemento di anche prestigio per Pasian di Prato, perché si tengono delle manifestazioni molto importanti più volte all'anno e portano il nome di Pasian di Prato e dell'intero Friuli in Italia. Questo mi sembra un elemento importante. È successo anche però che in questi anni è cresciuto moltissimo il calcio giovanile e quindi gli spazi non erano più disponibili, quindi quello che vedete alle nostre spalle in questo momento sono i nuovi spogliatoi per le squadre di calcio, una struttura, un campo centrale che verrà adibito alle attività del calcio, una nuova struttura, un nuovo campo di rugby invece creato ex novo. Diciamo che ci candidiamo ad essere la struttura sportiva più all'avanguardia dell'intera regione. Sono iniziate ieri le prove di carico per collaudare il cavalcavia nuovo che sovrasta la terza corsia della 4 tra Teglio e Fratta. Sull'impalcato sono stati fatti stazionare alcuni camion carichi di ghiaia con un peso maggiore rispetto alla media di ciò che andrà a sopportare il manufatto una volta aperto al traffico. È uno dei 5 nuovi cavalcavia costruiti tra Alvisopoli e Portogruaro, sarà il primo ad essere aperto al traffico con la conseguente demolizione del vecchio viadotto attualmente in uso. Dalle 22:30 di domani alle 5 di giovedì è in programma una delle ultime chiusure autostradali prima dell'esodo estivo. Verrà infatti interdetta la circolazione alla rampa di collegamento tra la A28 e la 4 in direzione Venezia. Cala dell'80% la produzione di pesche, nettarine e albicocche nella capitale friulana di questi frutti, il territorio di Fiumicello, a causa della gelata di inizio aprile, ma ormai da 4 anni che i conti sono in passivo a causa prima della grandine, poi della cimice. Si punta sulla diversificazione delle colture. Quarto anno consecutivo con segno negativo per le pesche, le nettarine e le albicocche di Fiumicello, la capitale di questo tipo di frutti in Friuli Venezia Giulia. A pochi giorni dalla fiera e mercato che si svolge tradizionalmente da decenni nel paese della Bassa Friulana, i numeri non sono incoraggianti. Meno 80% di produzione, spiega l'agricoltore Carlo Feresin. 4 anni fa la peggiore grandinata mai registrata, poi la cimice, una sorta di piccolo recupero lo scorso anno e quest'anno la gelata del 7 e 8 aprile che ha ridotto drasticamente la produzione. Poco si è salvato grazie alle azioni antibrina. Si va verso una riconversione per avere prodotto fresco perché la richiesta di frutta è molto elevata. Si punta quindi su angurie e melone che danno buoni risultati dopo una serie di 6-7 trapianti e sulla fragola che è stata destagionalizzata e quindi raccolta da primavera e fino a novembre perché è fatta crescere in serra. Feresin, per diversificare la produzione della pesca, ha recuperato, grazie a un progetto CREA di Roma, delle vecchie specie autoctone in un campo catalogo per poi creare nuove varietà più resistenti e facilmente commercializzabili per pezzatura e conservazione. Il convegno di quest'anno verte sulla biosostenibilità. Fissate le prime 2 amichevoli per l'Udinese, ne parleremo tra poco a Sport FVG. Parlando ancora di Udinese c'è poi l'arrivo ormai imminente di Udogie dal Verona, poi andremo a parlare di Olimpiadi con l'attesa per il primo impegno olimpico dell'Udinese. Matteo Restivo, spazio anche al mercato in ambito volley con un nuovo acquisto per l'Itas Cittafiera. Ci arriviamo tra poco appunto nell'appuntamento con lo sport a seguire il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, arrivederci.